Primi, come amministrazione siamo riusciti dopo 50 anni a togliere... Sapete che hanno un problema adesso questi signori? Il problema che hanno questi signori, loro facevano la raccolta con il ferro, una raccolta. Adesso la legge prevede che non è possibile più perché per il fatto dei rifiuti speciali hanno bisogno di essere smaltiti diversamente, quindi hanno problemi per poter lavorare il ferro, perché questa gente con i camion in giro andava per portare il pane a casa, così dicono loro, e hanno chiesto ad articolo 21 più volte l'intervento, non riescono più a lavorare. Un'altra cosa, loro spesso trattano e lavorano dei cavalli, i poni, lavorano anche con gli animali. Oggi la legge non gli prevede più di poter lavorare gli animali e i cavalli. Le chiedo e vi chiedo, se questa gente non riesce a lavorare è quello che sanno fare, perché questo sanno fare la raccolta del ferro, i cavalli, chi lavora con la muratura, e non li mettono più nelle condizioni di poter lavorare, cosa devono fare? Devono ritornare a rubare? Questa è una domanda che molti di questi mi hanno posto come trasmissione. Prego. Vai. Rispondo io? Ma anzitutto, ecco, torno a Viale Isonzo così da dare la completezza della cosa. Io penso anzitutto che occorra lavorare sicuramente a quello che abbiamo definito già l'anno scorso un osservatorio sulla sicurezza, quindi un grande coordinamento tra le forze dell'ordine, perché il problema molto spesso è le istituzioni interessate naturalmente, perché molto spesso è proprio un problema di coordinamento e quindi messa a disposizione, integrazione delle informazioni e capacità di intervento integrato su quell'area. E poi sicuramente noi dobbiamo, ecco, tu hai parlato di lavoro, ci arrivo subito, sicuramente noi dobbiamo fare avvertire, su questo sono d'accordo, certo non bastano le telecamere come diceva Sergio Abramo, ma sicuramente noi dobbiamo permettere delle presenze vive sul territorio, tanto delle forze dell'ordine, ma anche probabilmente di momenti di aggregazione sociale, e magari la possibilità anche di lavorare con la Chiesa. Sarebbe bello permettere anche l'istituzione religiosa all'interno di quel quartiere. Qualcuno dice se non sono cambiati in 30 anni non cambieranno neanche oggi. Ma io penso che innanzitutto noi dobbiamo provare, perché è stata una strategia di integrazione fallita, quindi dovremmo andare pure alle responsabilità del tutto. Non crede che e sul lavoro io credo ci sono stati, chiudo su questo, ti chiedo scusa, e sul lavoro io credo che c'è stato anche un problema, cioè sono stati degli esperimenti interessanti di cooperative sociale, per esempio sulla gestione dei rifiuti. Io credo che potremmo lavorare a questo tipo di esperimenti, perché però non gli date una mano a vedere come poter lavorare i rifiuti? Assolutamente, ma ci sono stati degli esperimenti positivi. Se il politico che va là, e lo dico anche a Sergio, adesso risponde Sergio, a posto di chiedere i voti in cambio di soldi o di... E questa è la prima cosa, non bisogna comprare quei voti. Quindi se non si comprano quei voti e si ragiona in maniera diversa e si ragiona in maniera corretta e gli spieghi che il voto non va venduto ma va gestito diversamente, e chi è di quel quartiere, chi va a chiedere voti a questa gente dovrebbe aiutarlo come inserirsi nel sociale, non a dire ti do 50 euro se mi dai il voto, o ti compro la spesa, o ti porto il televisore, o ti porto il regalo, perché questo non è poi alla fine, non fai il bene, fai il male. Prego, Abramo. Io non ho detto che bastano le telecamere, io dico che ancora non oggi bastano solo le telecamere, bisogna farli entrare nel mondo del lavoro e non c'è nient'altro da fare. Bisogna trattarli come gli altri cittadini, oggi non lo sono, diciamolo chiaramente, oggi quella gente, la gente di Catanzaro che sta in quel quartiere soffre. Perché... E soffrono anche gli altri che sono inseriti in un contesto di lavoro, che sono anche, a proposito, questa cosa di dire sempre sono nomadi, zingari, sono catanzaresi che sono nati in questa città, molti di questi. Guarda, tanti anni fa non avremmo dovuto farne entrare in numero cospicuo, elevato, perché il comune allora, quando arrivai, dava la residenza purché abitassero in una famiglia, e quindi secondo me la residenza a molti non spettava. Quindi abbiamo avuto, perché si stavano sbloccando le case popolari, perché quando sono arrivato non erano finite le case popolari, le abbiamo sbloccate, ma già da tempo quelle poche che avevano già destinato avevano fatto entrare sicuramente delle famiglie che niente avevano a che vedere con la residenza in questa città. Quelle poche famiglie che abbiamo fatto lavorare, quindi di nomadi, tipo anche in alcune aziende partecipate del comune, è gente che comunque si è messa a lavorare, che ha voluto cambiare vita. Allora qui dobbiamo parlare di come si fa il lavoro, come si può crescere in questa città attraverso il mondo del lavoro, come oggi noi sviluppiamo attività
che possono dare posti di lavoro. Discutiamo di questo, perché è l'unica cosa che la città in questo momento Quindi ha bisogno. cambiamo questi quartieri, come anche lo stesso qui, la stessa Santa Maria. Cioè pensare che un nomade possa raccogliere il ferro, pensare che un nomade possa continuare per tutta la sua vita a gestire i cavalli è una cosa, dico con molta sincerità, impossibile. Però questo è quello che fanno in questo momento. Al di là di questo dovrebbero tornare a fare quello che spesso dicono, che vanno a rubare, a spacciare, eccetera. Cosa fanno? Perché poi parliamoci, ma se qui in questo territorio, perdonate, abbiamo i nostri ragazzi al 50% disoccupati, quindi già è difficile per i nostri ragazzi. Ma è quello il problema, Lino. Noi oggi dobbiamo, purtroppo, come amministrazione, anche se non abbiamo delega, aprire dei tavoli di trattativa con la Regione per cercare di sviluppare il mondo del lavoro, perché oggi abbiamo una grande possibilità. Noi fino al 2020 rimarremo obiettivo 1. Certo. Allora, fino a oggi come sono stati distribuiti questi soldi? Dal 1994 fino al 2003 sono stati distribuiti 32 mila miliardi di vecchie lire. Diciamo che... Però su questo la curva è rimasta piatta. Non siamo riusciti. Io credo che la parola chiave che è il lavoro, e perché su questo dovremmo concentrarci, come dicevi, 50% disoccupati. Secondo me si riparte dal rilancio sicuramente, ecco, primo settore, sicuramente regola e visione della città. Io la vedo molto così. No, guarda, regola e visione della città. Regola e visione, ma glielo spiego subito. Ma io ti voglio bene, ma non usiamo queste belle parole. No, non sono belle parole, è la verità, è quello che non si è mai stato fatto, è quello che non è mai stato fatto. Noi dobbiamo creare posti di lavoro. Sappiamo come si fanno, si creano posti di lavoro. Si crea economia per creare posti di lavoro. Si crea economia. No, mi devi fare la cosa. Si crea economia. Dimmi come si crea l'economia. E si crea l'economia, anzitutto rilanciando il settore dell'edilizia. Il settore dell'edilizia. In questa città ancora il settore dell'edilizia. No, le spiego subito come, attraverso la semplificazione, assolutamente attraverso le regole all'interno dell'edilizia, quindi la semplificazione delle regole, che è un punto vero avvertito da tutti, no? Non abbiamo uno sportello unico dell'edilizia, la semplificazione delle regole, che significa rilancio dell'edilizia, e quando dico visione della città significa puntare, caro Abramo, significa puntare su quelle che sono le potenzialità economiche della città, perennemente non sfruttate, il che significa puntare sul turismo, sulla sanità d'eccellenza, sull'università e sulla cultura e la tradizione nel centro storico. Ma queste sono belle parole che no, non sono parole, sono fatti e te le posso declinare una per una, perché è chiaro che adesso proviamo a dire i fatti. È quello che non è mai stato fatto, sostanzialmente. Sì. Quindi non è che parliamo... Allora ma ti spiego io una cosa, il mattone devi sapere che in questa città ci sono dei costruttori... finisco, poi mi spiegherai. No, finisci. E naturalmente il turismo, dobbiamo mettere le idee in campo, declinare queste cose in termini concreti, cioè noi dobbiamo avere la capacità di qualificare la zona marinara, fornire incentivi per l'insediamento della struttura, il porto turistico, il porto turistico, il rilancio di Giovino attraverso quello che noi riteniamo non la cementificazione selvaggia che era stata pensata da qualcun altro, ma significa un concorso internazionale di idee per un parco turistico unico all'interno del Mediterraneo, significherà ridisegnare il centro storico attraverso, diciamo, la capacità di ricreare, come dire, di creare insediamenti artigianali, un'altra potenzialità della città perennemente non sfruttata, perché non abbiamo creato quel sistema di incentivi e di cooperazione necessaria perché si arrivasse a questo. Ma questo significa lavoro, non sono assolutamente parole, Abramo. Mi dispiace, ma non ti hanno spiegato perfettamente quello che perché questa è una città che non ha mai sfruttato le potenzialità economiche che essa ha, questo è affossata su interessi ingovernabili, questa è la verità. Quali sono gli interessi ingovernabili? Sono gli interessi che hanno fatto sempre anche scappare Traversa, Lino, perché qua si sta parlando, ho sentito anche la telespettatrice, è così, ma non lo dico io, perché Traversa non si è presentata alla tua convention, così come non si è presentata al congresso del PDL, una ragione ci sarà. A Catanzaro lo hanno capito tutti che non erano ragioni personali. Qui, ripeto, dobbiamo tornare a una squadra sganciata da interessi specifici e che faccia il bene comune della città. Questo è il vero nodo per rilanciare Catanzaro, perché le altre saranno chiacchiere. Rimettere serietà e professionalità al governo e senso di responsabilità e servizio. Si riparte anzitutto da questo, perché una città del 2011 avrà bisogno di queste doti, oltre all'energia e all'iniziativa, Lino, perché altrimenti ci diciamo chiacchiere. Possiamo mettere in campo tutte le migliori idee del mondo, ma se non ci sono le persone credibili e libere per realizzarle, il punto cade. State offendendo la città. No, io la città la sto difendendo. La sto difendendo da chi l'ha saccheggiata. Ora posso parlare io, posso parlare. Da chi l'ha saccheggiata. Allora, ho capito che non sai come spiegare e come si No, io lo spiego benissimo, punto per punto. Ne prendo atto. Ed è bene che se non sai che in questo momento l'edilizia, anche chi ha una concessione, non costruisce più, perché ci sono un numero di vani superiore al numero delle famiglie.
se non riesci a capire che in questa città l'edilizia rischia fortemente, che era l'unica alternativa economica che c'era in questa città e oggi rischia, e se non si parla di riconversione di quelle imprese noi non andiamo da nessuna parte. Quando parli del turismo, io ho messo l'edilizia come uno dei punti, l'ho spiegato come su quel punto il turismo non operare. Crea occupazione, fermati, il turismo a Catanzaro di Lido ci sono 100 posti letto. Non puoi pensare di dire che si fa turismo a Catanzaro Lido con 100 posti letto. E quando tu parli della zona di Giovino, che io so come parlate voi della sinistra, attenzione, perché quel progetto in quell'area non dimenticare che io sono stato l'unico sindaco che ha lasciato i progettisti del centro-sinistra a fare il piano regolatore, che erano il professore Bianchi e Bellagamba, notoriamente di sinistra. Fermati. Quando parli delle attività artigianali nel centro storico, qualcuno della tua coalizione non ti ha spiegato che erano previsti nel piano di recupero urbano, va bene, nell'asse città, erano previsti 5 milioni per le attività artigianali alle vie laterali del centro storico. E dove sono andati a finire quei 5 milioni? Te lo ha spiegato qualcuno del danno che hanno fatto e dove erano previste? Ci eravamo messi d'accordo anche con tutto l'artigianato calabrese, con Tiriolo per le stoffe di Tiriolo, con Squillace per le ceramiche di Squillace. Quel piano l'avevamo copiato dalla Spagna e lo fece proprio un uomo di sinistra che era Cesarino Silipo, che gestiva il consorzio Catanzaro 2000, l'unico consorzio che aveva dato veramente programmazione a questa città, e avete fatto chiudere anche quello, e che prendeva il 3% dei fondi comunitari e c'erano in cassa 4 milioni di euro. Dell'interesse che parlate voi in tutte le campagne elettorali, voi di centro-sinistra. Abramo, il centrodestra, dopo quello che ha fatto nei 9 mesi scorsi, perché questa è una città tranquilla, una città che tutti quegli affari che dite voi, avete offeso per anni questa città, perché quando c'ero io sindaco di Catanzaro nessuno parlava di affari. Nessuno parlava di affari quando c'era. Io ho approvato un piano regolatore. Ho approvato la cementificazione su Giovino, mi basta quello. Quello l'ha approvato il centro-sinistra, perché il piano regolatore. Ah sì? E chi erano i progettisti del piano regolatore? Lasci perdere i progettisti, è la sua amministrazione. È la sua amministrazione, ora contano i progettisti o la responsabilità dell'amministrazione? E perché si devastava quel territorio? Perché? Lei ha perché si volevano fare villaggi, per che cosa? Per cosa? E tu come pretendi di fare turismo a Catanzaro Lido? Non con le villette e le seconde case. Erano villette. Forse è quello che volevate approvare voi. Credo che lo conosca bene la cittadinanza, visto che ci fu una grande discussione, per fortuna il centro-sinistra meno male che erano villette. Se abbiamo ancora quello spettacolare pezzo quindi di tu terra, vuoi rilanciare le imprese di gliel'ho già detto come lo voglio rilanciare. Allora, tu vuoi rilanciare, fammi finire. Gliel'ho già detto, con un project financing sull'area. Non crede che interrompendomi tu risolvi il problema? No, allora fammi finire. Ma gliel'ho già detto. Tu da una parte dici che bisogna rilanciare il mattone, le imprese di costruzione. Io le ho detto da una parte dici che invece vuoi cementificare. Allora mettiti d'accordo con te stesso. Ho fatto dei capitoli sull'edilizia, la rilanciamo con la semplificazione delle regole. Ma l'importante, lei è andato oltre. Poi sul turismo io sono per un project. Ma perché non mi fai finire? Ti dà fastidio che parlo. No, puoi parlare, prego. E allora, ti sto dicendo, tu hai detto prima testuali parole. Hai detto prima testuali parole. Bisogna riprendere l'economia del mattone, dell'edilizia. Hai detto così. Ho detto rilanciare l'edilizia con la legalità. Fermati un attimo. Poi dici, bisogna fare turismo a Catanzaro Lido. Dopodiché critichi, invece, un'area che era stata destinata a zona alberghi, dove si poteva riprendere l'edilizia e dava dignità al Lido, fammi finire, per fare finalmente turismo. Va bene? Perché c'era previsto anche il porto. Non villette, attenzione, non villette, perché seconde case. No, assolutamente, perché quando io ci fu quel programma, dissi agli imprenditori locali, non vi avvicinate al comune se non verranno dei tour operator, perché io non vi darò mai una concessione a voi imprenditori.
perché voglio i tour operator, devono essere posti letto, non devono essere villette per i catanzaresi. Lo dissi con molta chiarezza, il piano non è stato mai presentato, perché quella è una variante urbanistica, tu confondi la variante urbanistica col progetto. Niente, le regole di come presentare i progetti li fa l'amministrazione. Ci fu una discussione di li fa l'amministrazione, non mi rispondi.